Degustazione alla cieca con un amico. E io parto avvantaggiato. In che senso? Sono già cieco. Ah sì, giusto. Alessandro è cieco da 17 anni. In seguito... Canal, non siamo qua per parlare della mia vita. Ah sì, giusto. Ti sei bendato? No, ma per fare la degustazione alla cieca non bisogna essere ciechi. Ah, allora non vado bene. No, nel senso che possiamo vederci... Appunto, sono cieco. No, Alessandro, scusami. È l'etichetta della bottiglia ad essere coperta e noi dobbiamo scoprire di che vino si tratta. Ah, Partiamo dall'analisi visiva, che se non ti dispiace, Alessandro, insomma, farei io. per stavolta chiudo un occhio. Colore rosso rubino intenso, riflessi violacei, abbastanza limpido e brillante, consistenza media. Concordo. Ma com'è che fai a concordare, Ale, se non ci vedi? Canal, sei un amico? Sì? Io mi fido ciecamente. Questo è il tuo momento. Il tuo olfatto è sicuramente più sviluppato del mio. No, questo è un falso mito. Cioè? Non è detto che le persone cieche abbiano l'olfatto più sviluppato, semplicemente non avendo la distrazione visiva possono concentrarsi di più e quindi essere più efficienti. Sento i frutti. Wow, che efficienza, Ale. Io voglio andare in fretta alla mia parte preferita. Fresco e vivace. Buona acidità. Tannini morbidi. Ottimo equilibrio. Persistenza media. Emoziona come un signor vino sa fare. Ale, da quando sei cieco, com'è cambiata la tua vita? La cecità mi ha insegnato a cogliere opportunità che prima non vedevo. Davvero? Ma tipo? Chiudi gli occhi. Ok. Subito sento l'olfatto, come dici te, è più efficiente perché non ho la vista che mi distrae, no? E dopo anche l'udito. Ho sentito adesso il calice che ha fatto... Scusa? È stato il vinomaker. Ma come ti permetti? Scusa. Ale, tu hai capito di che signor vino si tratta? Mi sono fatto una mezza idea. Vediamo se i nostri follower lo scoprono. Provate a indovinarlo scrivendolo nei commenti.